Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network e ben ritrovati a un'altra settimana di calcio e mercato. Insomma, il clima è caldo e anche per quanto riguarda il calcio non solo delle calabresi ma anche delle squadre italiane. Ne parleremo questo pomeriggio con il mio compagno di viaggio che ritroviamo in studio. Buon pomeriggio da Attilio Marena, direttore di calcioreport.it. Sono tornato a rompervi le scatole. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati, buonasera a chi ci seguirà in replica. Per noi è un piacere, Attilio. Andiamo a parlarne anche con due graditi ospiti quest'oggi. E con noi Andrea Leone, procuratore sportivo. Buon pomeriggio, Andrea. Buonasera, grazie, buonasera. E buon pomeriggio anche a Mario Lacanna, ex calciatore e anche titolare della Frare di Mendicino, una scuola calcio, vero Mario? Sì, buon pomeriggio e grazie di avermi invitato. Grazie a voi. Iniziamo proprio con Attilio, con le ultime novità di giornata, fresche, calde, come vogliamo dirlo noi? Ma diciamo come preferiscono i nostri amici che ci seguono da casa, partendo dal Cosenza, che ha in pugno l'attaccante Nenè. Un colpo che sarebbe molto importante senza dubbio per il reparto offensivo, mentre il Cosenza nel weekend ha definito la trattativa Ivan Varone, che firmerà quest'oggi un contratto biennale dopo che si è liberato a parametro zero dalla Ternana, e successivamente al Cosenza è stato proposto un nuovo difensore centrale esperto, classe 1986, ovvero Jonathan Vieira Pereira, su cui ci sarebbero altri due club di Serie B, uno è lo Spezia, l'altro il Benevento. Passando al Crotone, nonostante l'attesa per il verdetto della Procura federale, il Crotone si muove ed è tornato a richiedere in prestito Capuano, su cui c'è anche un duello in corso sempre con il Benevento. Catanzaro sempre scatenato sul fronte calciomercato, resta in pole position per Corapi nonostante l'interesse forte della Viterbese. Manteniamo come molto calda l'idea che abbiamo dato nel corso della scorsa fine settimana, ovvero quello di Daniele Cacia, perché ci sarebbe stato un faccia a faccia tra il presidente Noto e lo stesso attaccante per gettare le basi per un eventuale approdo di Cacia a Catanzaro. Successivamente su Doumbia c'era stata un'intesa di massima nelle scorse settimane, ma in questo momento il calciatore e il suo entourage stanno giocando a rialzo, forti di alcuni interessi dall'estero, quindi seguiamo questa vicenda anche nel corso della puntata di oggi. La Vibonese sempre su Martin in uscita dalla Feralpisalò, piace molto Ripa, su cui c'è un duello in corso con la Regina che sta annunciando Redolfi in arrivo per la difesa, e il Rende invece sono in arrivo altri due giovani dal Crotone, uno è Borello, reduce da una stagione importante con la Primavera del Torino, e l'altro è Giannotti in arrivo proprio dalla Primavera del Crotone a rinforzare la compagine che sarà guidata da Ciccio Modesto per il prossimo anno. Andrea, iniziamo proprio da te. Questo è un periodo caldo per voi procuratori di calcio, non solo per quanto riguarda proprio il clima estivo, ma soprattutto per le trattative di calciomercato. Iniziando proprio dal Cosenza, abbiamo visto nelle scorse settimane la pista Tutino, poi che si è accasato al Carpio, adesso Attilio ci ha parlato di queste nuove trattative, si parla anche del centrocampo di questo colpo Varone, insomma è un Cosenza che è partito per il ritiro ma che piano piano sta mettendo dei tasselli al posto giusto per allestire un organico competitivo per la prossima stagione. Sicuramente il Cosenza sta lavorando bene sotto questo punto di vista, perché sta costruendo questo organico fatto di esperienza ma allo stesso tempo anche di ragazzi giovani, lasciando però sempre quell'ossatura che arriva dalla Lega Pro, anche per dare un senso a quello che si è fatto e alla promozione che c'è stata per la Serie B. Sicuramente Varone è un elemento in più per il centrocampo del Cosenza, perché è un ragazzo d'esperienza, è un giocatore che comunque conosce bene la categoria, sicuramente potrebbe farà bene a Cosenza. Di sicuro però c'è bisogno anche di altro, per come la penso io, in quanto c'è bisogno di qualche cambio per ogni reparto, anche perché la Serie B è un'altra diciamo, tipologia di gioco di calcio, e quindi c'è bisogno anche di molta più esperienza davanti, ma soprattutto anche in difesa. Ma sicuramente Braglia sarà
fautore di tutto questo, saprà organizzare bene i ranghi dei ragazzi e si lavorerà bene in questo senso. Si parlava di Nenè, insomma, un calciatore che anche questo è un calciatore d'esperienza, e così come lui anche per qualche altro reparto servirebbero giocatori che in Serie B insomma sono stati, conoscono la categoria e che quindi non faticheranno all'inizio del campionato. Sì, Nenè è un giocatore d'esperienza, si conosce già nell'ambito del mercato, è un ragazzo che sa il fatto suo della categoria. L'ultimo nome che ha fatto anche Attilio, che è Jonathan Villa, arriva dalla Spagna, conosce bene la categoria, soprattutto là in Spagna perché ha fatto sia Liga Spagnola di Serie A che quella di Serie B. Secondo me sarebbe un profilo molto interessante da valutare per il Cosenza Calcio, lì in difesa insomma. No, sicuramente per legarmi al discorso che faceva l'amico che gentilmente ci è venuto a trovare quest'oggi, io credo che eventualmente, poi sentiremo chiaramente anche il parere dell'altro ospite, con Nenè faresti un balzo importante. Certo. Sicuramente sotto il profilo dell'esperienza, nonostante sia un calciatore che comunque non provenga da stagioni esaltanti, ma è uno di quei calciatori che ti garantisce comunque la possibilità di prendere la squadra sulle spalle nel momento del bisogno. Quindi io credo che in questo momento molti tifosi e soprattutto molti addetti ai lavori si aspettano questi tipi di acquisti dal Cosenza. Con Nenè faresti un buon balzo sicuramente in attacco, lo stiamo dicendo, praticamente siamo tutti d'accordo. Adesso serve qualcosa secondo me anche a centrocampo. Sì. È sfumata la trattativa con Guker, che poteva essere magari un calciatore molto lento, per dire la verità, dal punto di vista tecnico, però poteva essere quel calciatore che ti garantiva quel qualcosa in più a centrocampo, soprattutto dal punto di vista dell'ordine. In questo momento Guker ha un'altra offerta importante dalla Serie B, ha detto no al Cosenza e ci aspettiamo secondo me un altro colpo importante in difesa proprio per cercare quell'affidabilità in più che ti permette di affrontare la stagione con un vento d'esperienza in più che è necessario, come dicevi giustamente tu, per affrontare una categoria che veramente sta dando acquisti importanti, ne parleremo dopo, in tutte le piazze, quindi il Cosenza fa bene ad attrezzarsi e Nenè sarebbe secondo me un buon colpo. Sì, certo. Mario, però comunque sentendo anzi dei rumors che provengono proprio dall'ambiente rossoblu, insomma c'è un po' di timore perché le conferme, sì, ok, è giusto ripartire da uno zoccolo duro che è quindi la maggior parte del gruppo dello scorso anno, però il campionato di Serie B, lo dicevamo, è un campionato abbastanza complicato, faticoso, perché sono tantissime squadre, tantissimi incontri, tantissime partite, non si giocherà solo di domenica, ci saranno molti turni infrasettimanale e molte squadre stanno allestendo davvero degli organici competitivi. Sì, come ha detto prima Andrea, ci vuole due per ogni ruolo, perché il cammino di Serie B è molto lungo, faticoso, però penso che Cosenza arriverà alla partenza con le idee abbastanza chiare e lo stiamo vedendo adesso con il mercato che sta facendo. Con l'acquisto di Nenè secondo me potrebbe essere un grande vantaggio perché, come ha detto prima Antonio, non sta avvenendo da annate positive, però Cosenza è una piazza che a questi giocatori qui gli può dare lo stimolo veramente importante per poter far bene e poter trascinare la squadra, perché sono giocatori importanti questi qui e che si sente il supporto della squadra e della tifoseria che conosco abbastanza bene Cosenza, certo. Quindi secondo me potrebbero fare un bellissimo campionato. Poi secondo me l'acquisto azzeccato è Braglia, per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato, e partire da Braglia sapendo quello che ci voleva, quello che ci vuole in squadra, questo è un grande punto di vantaggio che c'ha il Cosenza in questo momento rispetto ad altre squadre piccole. Sì. Verificate in questo momento, abbiamo parlato appena 2 secondi fa di Guker, su Guker è forte il Lecce, che vuole chiudere dopo Petriccione, quindi in questi minuti il Lecce sta definendo Guker, ecco spiegato quindi il no al Cosenza per un calciatore sempre più vicino alla formazione guidata da Liverani in panchina e del direttore Mauro Meluso come guida dell'area tecnica. Mario, infatti proprio Lecce e Benevento sono le formazioni che in questo momento sono attivissime sul mercato, tantissimi colpi, poi lo dicevamo anche nelle scorse settimane, visti i fallimenti di squadre importanti come il Bari, il Cesena, il Cosenza potrebbe anche dare un'occhiata verso queste piazze. L'Avellino, interrogativo ancora sull'Avellino, però, sì. Però dovrebbe essere... Sono partiti in missione, diciamo. Sì. Quindi e dovrebbe essere la terza grandissima sono piazze importanti dove dobbiamo dire grazie a Guarascio, perché in questi anni
ha fatto star bene Cosenza e la città di Cosenza, portandola anche in Serie B, quindi sapendo che il bilancio è la cosa più importante. Sì. E vediamo Bari adesso, io ho seguito un po' le vicende del Bari su Sport Italia, posso dirlo? Sì, sì, come un po' ho sentito un tifoso dove ha detto non vogliamo fare nessuna fusione con nessuna squadra, vogliamo ripartire da zero dalla Serie D, dall'eccellenza, sì, però puliti. Cioè, questa è una cosa che gli fa onore ai tifosi del Bari. Certo. Quindi noi dobbiamo essere grati a Guarascio che ci sta facendo star bene. Poi, ti ripeto, secondo me Cosenza non è inferiore a Lecce e Benevento, ma secondo me è una piazza talmente importante Cosenza che ancora non siamo riusciti a esprimerci ancora al meglio. Assolutamente. Che cosa sta accadendo intorno all'Avellino? L'Avellino ha presentato 3 fideiussioni, una in tempo, 2 a ridosso della scadenza che non sono state accettate. Sì. Cosa può accadere intorno all'Avellino? Ci sono poche speranze di salvezza. Per amore dell'Avellino si è mosso l'avvocato Chiacchio, che storicamente sì, ha vinto tante battaglie a livello di giustizia sportiva. Quindi in questo momento è partita una missione della società dell'Avellino in sinergia con l'avvocato Chiacchio per un viaggio in Romania, perché la prima fideiussione sarebbe stata concessa da una banca rumena. Quindi quello che può fare l'Avellino è accertare la veridicità della prima fideiussione. Se l'Avellino riuscirà in questa impresa, grazie al lavoro dell'avvocato Chiacchio, che ha avuto delle frizioni importanti in questi anni con Taccone, quindi si è mosso solamente per amore della piazza, se riuscirà in questa impresa allora l'Avellino potrebbe giocare il prossimo anno in Serie B, ma è un'impresa ai limiti dell'impossibile, ma ci proveranno fino alla fine ad accertare, ripeto, la correttezza di questa prima fideiussione che era stata presentata entro i termini corretti, quindi vedremo cosa succederà anche intorno a questa querelle che ci sta tenendo appassionati. Antonio, sì, sul fatto del Crotone Chievo. Sì. Siamo in attesa in questi minuti perché entro domani dovrebbe uscire. Sì, ma molto spesso abbiamo detto che siamo in Italia. La Procura federale ha emesso una richiesta molto pesante nei confronti del Chievo. 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato e 36 mesi di inibizione a Campedelli. Giudicando prettamente le carte, io credo che non ci siano dubbi, nel senso che un calciatore del 2000 venduto a 4 milioni e mezzo di euro, io credo che i fatti sono stati ampiamente accertati. Ma abbiamo spesso detto che siamo in Italia la burocrazia regna, in Italia purtroppo spesso, anzi quasi sempre, le cose non funzionano, soprattutto a livello di giustizia sportiva. Da una parte il Chievo si sente forte di poter comunque rimanere in Serie A con una penalizzazione, dall'altro canto il Crotone spera nella giustizia, ma ahimè ci sono concrete possibilità, così come è accaduto per Foggia, così come è accaduto anche varie volte in Serie C, che la sentenza possa essere rovesciata. Quindi attendiamo in questo senso dettagli ufficiali per poter esprimere i giudizi definitivi. In più io leggo anche che il Bari ha chiesto la riammissione in Serie B, insomma tutto è campato in aria, ancora non, sì, infatti non sono stati neanche stilati la data per i calendari. Abbiamo la fortuna di avere in studio un operatore di mercato, sì, e soprattutto come cambia il mercato della B quando a mercato inoltrato cambiano dirigenze. Calciatori svincolati che stanno letteralmente scatenando, certo, aste Bari-Cesena. Come si rapporta un operatore di mercato a queste situazioni? Spieghiamola a chi ci segue da casa. Guarda, normalmente si crea una corsa al mercato di giocatori che giocano a rialzo. In questa situazione invece, avendo tutti questi svincolati che magari hanno anche firmato contratti importanti con società che apparentemente sono importanti, sì, si ritrovano adesso senza nulla. Prendiamo i giocatori del Bari o comunque sia di tutte queste squadre che sono così allo sbaraglio, e adesso sono tutti giocatori appetibili da altre società, e anche noi operatori di mercato comunque che trattiamo con le società ci troviamo in difficoltà perché molte trattative vengono messe in stand-by, in quanto un direttore fa un ragionamento diverso, fa un ragionamento di convenienza a fare un'operazione piuttosto che un'altra, anche perché sappiamo benissimo che un giocatore svincolato da una società fallita ha il cartellino in mano, quindi un tesserato a costo zero e costerebbe praticamente nulla ad una società acquirente, e quindi c'è una doppia convenienza di chi acquisisce un giocatore del genere, avendo un giocatore magari di alta levatura ad un costo irrisorio e rivenderlo magari l'anno successivo al doppio del costo per il quale ha fatto l'operazione l'anno prima.
E quindi c'è tutta questa serie di, diciamo, di un susseguirsi di parole, di vociferare, di chi c'è dentro ancora, chi è già uscito dal mercato, anche noi stessi che ci telefoniamo tra di noi per capire di che morte morire, in poche parole, perché magari stai facendo un'operazione con un direttore e poi dici aspetta un attimo perché c'è quest'altro giocatore che è svincolato, che mi arriva a parametro zero, allora lo faccio di qua, è un po', in questo senso 3 aggiornamenti, ne abbiamo parlato ampiamente nel corso della scorsa settimana in collegamento da Milano su 3 calciatori che sono rimasti svincolati da Bari e Cesena. 2, uno è Javan Anderson che sta stringendo per il suo passaggio alla Lazio, la Lazio potrebbe girare a sua volta con la Salernitana, quindi una nuova operazione in sinergia per le due formazioni di Claudio Lotito. Un altro calciatore, Delia, che era stato proposto al Crotone, praticamente in chiusura la trattativa che lo porterà al Carpi, e un altro calciatore che è rimasto svincolato dopo il fallimento del Cesena, ex vivaio Fiorentina, Alessio Militari, è un calciatore del Bologna. Questo a testimoniare come realmente il mercato, con il fallimento di queste due società, offra occasioni importanti. Vedi Galano, vedi Henderson, vedi Micai, calciatori comunque tutti che in Serie B hanno dimostrato di poter spostare gli equilibri. E in tutto ciò, nonostante il mercato italiano sia lì a prendere questi giocatori, c'è il mercato spagnolo che dall'altra parte è forte della forza economica che hanno queste società a prendere questi giocatori, e li comprano anche in blocco perché fanno offerte paradossalmente importanti a queste società, e nessuno ne parla perché non si sanno, però ci sono queste offerte fatte a queste società per recuperare magari i costi che hanno avuto su questi giocatori, formazione e quant'altro, ma soprattutto sui primi della classe sono queste società appunto che hanno la forza e l'economia per poter fare queste operazioni diciamo di rilievo fatte nel minimo tempo possibile, insomma. Quindi c'è anche il mercato spagnolo che si inserisce in queste varie trattative che ci sono fra le società italiane, anche società di Lega Pro, di Serie C, che potrebbero essere ripescate, come ad esempio abbiamo sentito il Catania, il Novara, insomma, sono squadre che anche loro si stanno muovendo in questo senso. Ma cambiano inevitabilmente le strategie. Io provo a mettermi nei panni del Catanzaro. Qualora realmente il Catania dovesse essere ripescato, perché anche in questo senso tutto veramente può accadere, è chiaro che se il presidente Noto con tutta la sua equipe sta analizzando se evidentemente fare uno sforzo dal punto di vista economico, è chiaro che con il Catania in categoria è più difficile paradossalmente vincere il campionato. Senza il Catania avresti, non dico la strada spalancata, perché comunque il campo poi molto spesso rovescia i giudizi e sentenze, ed Oscar del mercato poi si sono trasformati nei peggiori fallimenti. Chiaramente non è il caso del Catanzaro, perché penso stia allestendo una squadra molto competitiva, ma ripeto, senza il Catania il mercato del Catanzaro potrebbe assumere un senso diverso. Con il Catania è chiaro che un discorso economico maggiore lo ponderi in maniera diversa, ma penso sia un discorso relativo a molte squadre, tipo ad esempio il Novara. Il Novara, che ha scelto Viali come nuovo tecnico, sta trattando il ritorno di Gonzalez, e paradossalmente il mercato del Novara è bloccato proprio perché si attende il ricorso in Serie B. Quindi ripeto, campionati secondo me falsati. Diciamo un po' in stand-by, perché anche lo Monaco stesso, che ci siamo sentiti settimana scorsa, mi ha messo in stand-by su determinate operazioni perché non sa se viene ripescato in Serie B. Perché alcuni giocatori, facendo un investimento più importante, hanno certamente un certo rilievo, allora si preferisce aspettare magari anche l'ultima settimana di mercato per sapere se capitare in Serie B o in Serie C. Cambierebbe di molto la cosa, e magari aver fatto una squadra di Serie C poi ti rende diciamo un po' così impreparato a fare la categoria cadetta, e invece facendo la Serie C sei più tranquillo. Intanto chiedo al regista di prepararci il collegamento telefonico, e a Mario volevo chiedere proprio queste sentenze che insomma si ribaltano di ora in ora, anche quella che abbiamo seguito la settimana scorsa del Foggia. Il Foggia partiva da un -15, adesso si è arrivati a un -8, quindi insomma tanti verdetti non sono per niente definitivi. Non è bello per il calcio italiano, no? Mi sembra che erano 2 anni che non si sentiva parlare di penalizzazioni, di squadre non iscritte. Ci siamo ricascati di nuovo. È un peccato per il calcio italiano e soprattutto per i giovani che stavano cominciando ad emergere, perché sembra una cavolata, ma ho visto che c'erano tanti giovani in questa catetteria che stavano facendo abbastanza bene e si ritrovano, come ha detto prima Andrea, a parametro zero, e non si sa se vanno
in squadre, perché posso fare un esempio: un procuratore propone un giocatore più importante di un giovane e il giovane in quel momento viene messo da parte. Quindi è un peccato. Poi il fatto di penalizzazioni è una cosa che purtroppo fa male ed è brutto. Il Catania, secondo me, se va in B è una squadra che fa appetito a tanti, anche a tanti procuratori. Esatto. Andrea qui presente ride. lo sa, perché è una piazza importante. Perché storicamente il Catania, visto che Andrea lavora con la Spagna, lavora con la Grecia, il Catania storicamente è una società molto attaccata al Sud America, l'abbiamo visto da Vargas fino a Yama, Jorge Martinez, calciatori che veramente hanno fatto la storia del Catania, ripeto, ma anche vedere 15.000 allo stadio Massimino, io credo che in B possano essere anche 20.000. Esatto, la differenza la fa anche il pubblico, no? Sì, esatto. In Lega Pro può darsi che vanno in 10.000, in B andranno in 20.000. No, ma a proposito di Catania, a proposito di fideiussioni mancate, a proposito di scandali, l'unica società che ha pagato per l'inchiesta dei treni del gol è proprio il Catania. Io non credo che il Catania, ovviamente col senno del poi è sempre semplice parlare, abbia comprato le partite da solo. È chiaro che c'erano stati altri colpevoli che non sono stati accertati, quindi il Catania ha pagato ed è giusto che, secondo me, qualora abbia realmente le carte in regola per poter partecipare alla prossima Serie B, venga tenuto in considerazione. La piazza di Catania, è inutile nasconderlo, non è una piazza simile a molte altre. Assolutamente. È una piazza che negli ultimi anni ha abituato a cose straordinarie, quindi ripeto, qualora avesse realmente i requisiti per poter partecipare alla prossima Serie B, è giusto che venga premiato, perché i sacrifici economici negli ultimi anni ci sono stati. Soprattutto i ritorni di Lodi, di Viaggianti, di Marchese, le grandi operazioni che sono state portate a casa non sono comuni a tante società, quindi in bocca al lupo anche al Catania. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Riprendiamo la linea da calcio e mercato, stiamo parlando di Serie B, approfondiamo sul Crotone, visto che insomma aspettiamo ovviamente il verdetto di quello che sarà il prossimo campionato, se Serie A, Serie B. Stroppa lo abbiamo ripetuto davvero fino alla nausea, insomma ha detto qualsiasi cosa viene, però giustamente i tifosi, gli addetti ai lavori, ma anche ovviamente gli stessi calciatori, il presidente Ursino, insomma puntano a questa Serie A. Sarebbe giusto che il Crotone a questo punto venisse, non dico ripescato perché non si tratta di ripescaggio, ma ovviamente di una riammissione. Però insomma si deve lavorare per questa Serie B, c'è anche la Coppa Italia alle porte, sia per quanto riguarda il Cosenza, Coppa Italia Team stiamo parlando, sia per quanto riguarda il Cosenza che per quanto riguarda il Crotone, e poi c'è il nodo stadio. Andrea, c'è una situazione un po' particolare sia a Cosenza che a Crotone. A Crotone si parla di smantellamento di alcune tribune perché non ci sono, ovviamente sono scadute le proroghe. A Cosenza invece si sta lavorando per permettere almeno l'inizio del campionato, perché per quanto riguarda la Coppa Italia si parla di una sorta di inversione di campo. Sì, diciamo che la situazione stadi per quanto riguarda il Crotone, sicuramente con la Serie A c'è stato fatto un ragionamento anche dalla Regione stessa, che è andata incontro alle esigenze dello stadio del Crotone, e adesso giustamente che la squadra però non si sa di quale sorte vada avanti, se la A o la B, giustamente sono un po' in stand-by. Ben diverso invece è la questione del Cosenza, che sta facendo una ristrutturazione dello stadio per portarlo alle norme vigenti di Serie B, e quindi è vincolato da questo, ma penso che non ci siano problemi sotto questo punto di vista, anche perché il Presidente Gualascio è sempre a disposizione dello stadio, ma anche il Sindaco Chiuto si è messo a disposizione della città per portare lo stadio al suo, diciamo, le migliorie opportune per far sì che il campionato possa cominciare nel migliore dei modi.
Mario, parlando proprio di Crotone, il Crotone dovrebbe rientrare sempre stando insomma, al fatto che il Crotone giochi nel campionato di Serie B e fra la fascia A, possiamo nominarla così, una delle squadre che punta a risalire nella categoria, nella Serie A. Sì, sicuramente punterà di nuovo a ritornare in Serie A, però per quello che sto vedendo poi Antonio e Andrea possono dire non sta facendo un grande mercato, forse per il fatto che sta aspettando che questa vicenda col Chievo, quindi non è che si è mosso così tanto, pure perché ho sentito l'intervista del presidente Vrenna, a proposito di questo stanno aspettando e stanno valutando bene i tipi dei giocatori che devono prendere per la categoria che vanno a affrontare, se è la Serie B o la Serie A. Crotone è una piazza importante anche, io ho avuto la fortuna di giocarci un anno in Serie C, non è la Lega Pro di adesso ma era Serie C, quindi il presidente, io ho avuto il presidente Vrenna, sono persone in gamba veramente e l'hanno dimostrato in tutti questi anni con il direttore Ursino. Una società pulita, sì, una società organizzata. Da seguire, perché l'hanno presa, questa squadra del Crotone l'hanno presa dalla bassa categoria, dalla prima categoria, l'hanno portata fino in alto, quindi... Il mercato vive una comprensibile fase di stallo, come è giusto che sia così, però urgono rinforzi in difesa. Stroppa ha deciso di puntare sul 3-5-2, in questo momento in rosa pochissimi difensori, ha salutato Ceccherini, 3 milioni di euro, l'abbiamo raccontato 2 settimane fa, questa svolta alla Fiorentina. In questo momento tutti aspettano il verdetto della giustizia. Aieti è un calciatore che ha dato il suo assenso, ha dato il suo placet a tornare, si sta svincolando dal Torino, però è chiaro che un conto è disputare una Serie A, un altro conto è disputare una Serie B. Su Marchizia il Crotone è arrivato prima rispetto al Palermo e conserva la pole position, abbiamo parlato di Simic, per cui era stata raggiunta un'intesa di massima con il Milan, con l'allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, che oggi ha salutato in maniera ufficiale il Milan, quindi il Crotone si muove in difesa, in questo senso non sono state registrate nessuna accelerata per alcuna operazione in uscita, mentre in entrata su Raul Asensio abbiamo raccontato della promessa di Enrico Preziosi al Palermo. Su Raul Asensio, vecchio obiettivo del Crotone di mercato, per cui è stata fatta una nuova richiesta al Genoa nell'incontro a Milano tra il Crotone e il presidente del Genoa Enrico Preziosi, è piombato il Benevento che adesso è in pole position, quindi priorità difesa per il Crotone. Ribadiamo 2 operazioni in uscita, oltre a Riggi e Nicoletti confermate a titolo definitivo al Catanzaro, Borello e Giannotti verso il prestito al Rende per cercare di farli maturare ulteriormente, quindi tra una sentenza e l'altra il mercato del Crotone eppur si muove. E poi insomma è anticipato anche qualcosa per quanto riguarda la Serie C, per il mercato di Serie C. Il Catanzaro invece, Andrea diceva, proprio a caccia di altri 3 elementi. Il direttore sportivo Lo Giudice ha parlato di siamo ancora al 50%, sì. Quindi insomma è un Catanzaro che punta, all'inizio si parlava di 2 anni a raggiungere la Serie B, a questo punto penso, per come stanno andando le cose, forse proprio il prossimo anno arriverà in cadetteria. Guarda, il Catanzaro è partito a trazione anteriore, proprio perché comunque, come si dice in questi casi, la fame viene mangiando. Il presidente è entrato in punta di piedi in questa società lo scorso anno e diciamo che anche io sono stato molto vicino a Catanzaro quell'anno, perché feci conoscere il direttore sportivo Doronzo e anche l'allenatore Dionigi, che stette lì in quel periodo, e ci accorgemmo subito che la sua ambizione era quella di far bene, ma ponderando le scelte. Certo. Quest'anno il Catanzaro si sta mostrando veramente fautrice di qualcosa di più importante, perché ci crede, perché è cosciente dei propri mezzi e soprattutto ha un presidente che riesce a fare i giusti investimenti e le giuste scelte, anche col direttore che segue determinate piste di giocatori, ma sicuramente sta facendo un mercato da vertice e si vede. E Mario, infatti questi presidenti che comunque non fanno il passo più lungo della gamba, lo dicevamo, partiamo dal Crotone, siamo passati per Cosenza, in Serie C troviamo tanti presidenti anche giovani come il presidente Coscarella, che con il suo Rende sta cercando di mettere a punto alcuni investimenti e poi punta su un allenatore giovane come Francesco Modesto, tanti giovani in rosa, e quindi un vivaio che dovrebbe comunque valorizzare proprio la città rendese. Sicuramente il Rende sta costruendo una squadra giovane,
avendo messo a Francesco come allenatore, che gli faccio un grosso in bocca al lupo, e vuole portare avanti la sua idea, il presidente, dei giovani. Potrebbe essere pure un trampolino di lancio per tanti giovani anche di Cosenza, perché no? Far fare esperienza in Lega Pro non sarebbe male. C'è qualche giovane interessante secondo me nel vivaio del Cosenza, potrebbe essere un bel trampolino di lancio. Poi il presidente Coscarella, Fabio lo conosco abbastanza bene, ha le idee abbastanza chiare su questo. Vivaio del Cosenza, che siamo in attesa di avere ovviamente le conferme. Abbiamo dato l'indiscrezione nei giorni scorsi di Stefano De Angelis, che dovrebbe, diciamo, prendere in mano il settore giovanile. Non si è ancora capito se proprio come responsabile del settore giovanile oppure come allenatore della primavera. Insomma, ci sono molti rumors, addirittura io ho sentito anche il nome di Silvio Zizza accostato insomma, al vivaio rosso-blu, però insomma è una società che in queste ore dovrebbe anche sciogliere quest'altro nodo che riguarda appunto il settore giovanile. Sempre sul Cosenza, Perina in uscita, resta in uscita e deve dare una risposta entro 48 ore al Potenza, che lo ha individuato come estremo difensore favorito per la prossima stagione. Ritornando al Catanzaro, girano tanti nomi in queste ore, facciamo un po' di chiarezza. Su Corapi il Catanzaro, l'abbiamo detto nelle notizie del giorno, resta in assoluta pole position nonostante il pressing della Viterbese. Calderini è sfumato, è virtualmente un calciatore della Sammaredettese. Cacia resta un sogno mai come quest'anno praticabile. Cacia chiede un triennale. La linea del Catanzaro in questo senso è quella di non fare contratti triennali a calciatori ultra trentenni. Però è una strada sempre da tenere in grande considerazione. Elesai è un altro elemento in arrivo, Russotto che si è svincolato poche settimane fa dal Catania, il Catanzaro c'è stato un blitz importante, ne abbiamo parlato nella scorsa settimana ed resta un nome caldo. Dumbià vicino, però in questo senso l'entourage del calciatore sta giocando a rialzo, ma il Catanzaro anche in questo senso resta in pole, quindi Corapi, Russotto, comunque lo stesso Dumbià è un grande attaccante, oltre ad Elesai, a completare il cerchio di tante operazioni definite che abbiamo raccontato in queste settimane. E poi ci sono Reggina e Vibonese, che anche loro insomma sono squadre che piano piano, anche se in maniera insomma un pochino sotto traccia, stanno allestendo degli organici competitivi che puntano ovviamente a fare bene nel campionato di Serie C, perché poi non vedo troppe squadre competitive, a parte come abbiamo detto anche nelle scorse settimane il Catania, se non dovesse essere ripescato il Catanzaro. Comunque sono molte società si muovono lentamente, anche in maniera, diciamo, con i piedi di piombo, certo. Diciamolo così. Hai fatto due nomi di due società importanti come la Reggina e la Vibonese. La Reggina che addirittura ha fatto anche la Serie A, quindi ha un trascorso molto importante. Ha puntato su Taibbi. Sì, ha puntato tutto su Taibbi, perché è ripartita proprio dal suo caposaldo per dare un maggior lustro a questa obblasone della società. A mio parere ha fatto benissimo, perché comunque è sicuramente un direttore giovane, ma conosce benissimo i giocatori della categoria, è affiancato da un entourage importante, quindi comunque chi parla con lui sa per certo di che tipologia di giocatore stiamo parlando. La scelta della Reggina è stata fatta soprattutto di ragazzi giovani, con un innesto di qualche giocatore importante che dovrà arrivare sicuramente, ma si affaccia adesso alla Lega Pro e vuole semplicemente far bene ad arrivare magari alle porte dei playoff, o comunque stare tranquilla nella classifica. Per quanto riguarda la Vibonese, arriva adesso dalla promozione di Serie D, ha un direttore sportivo importante, giovane, ma sicuramente anche loro hanno fatto un progetto giovane, perché credono nei giovani e quindi vogliono dare spazio a questa categoria per far sì che si possano crescere dei giocatori importanti, come diceva anche prima Mario, far sì che questi ragazzi possano giocare in una categoria importante per poi investire l'anno successivo nel mercato. Anche loro vogliono la miglior soluzione possibile, per come anche il Rende che punta sui giovani, quindi non giocarsi la carta promozione, ma far sì che sia un anno di studio per far bene in questa categoria. Attilio, prima di darti di nuovo la parola, chiedo ovviamente al nostro regista, visto che i tempi insomma sono ristrettissimi, di preparare il secondo collegamento, visto che il primo purtroppo è saltato. Siamo in pieno mercato, quindi è chiaro che gli operatori di mercato in questo senso andranno
Andrea ci insegna, gli equilibri sono molto fragili, tra virgolette. Il telefono squilla. Stiamo cavalcando quest'onda da un po' di settimane. La regina vuole regalarsi un grande bomber, questa è una certezza. Ripa resta una soluzione, ma c'è anche la stessa Vibonese. Attenzione sempre al nome di Saraniti, che è un vecchio obiettivo che può tornare di moda, ma su Saraniti è piombato forte il Potenza. Nelle ultimissime ore, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, questa trattativa si avvicina alla definitiva conclusione. Prezioso, esterno di proprietà del Napoli, sempre più vicino alla Vibonese, manca solamente l'ultimo ok del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per la chiusura definitiva di un affare che la Vibonese ha già impostato. E poi c'è questo, presentato il baby bomber Loffredo. Che... Sì, un'altra, ne abbiamo parlato circa 2 o 3 settimane fa. Sì, diciamo che questa è l'ufficialità, noi abbiamo lanciato la bomba. Molto spesso non ce ne ricordiamo, però è un altro tassello significativo per la Vibonese, una Vibonese che ha scelto una via ben precisa, ovvero quello di puntare su un gruppo che ha fatto bene lo scorso anno. Secondo me è una scelta anche abbastanza rischiosa, ma è una scelta sulla linea della continuità, che molto spesso ha dimostrato in Serie C di poter pagare, vedi il Rennes dello scorso anno. Ripeto, è una strategia secondo me rischiosa, ma è senza dubbio una strategia studiata e ben ponderata, e questo secondo me può far ben sperare per i supporter della Vibonese. E poi Mario, c'è la Serie C che è la fucina dei giovani, perché ovviamente in Serie C ne vediamo tantissimi, anche perché insomma valorizzarli porta anche delle entrate economiche alle società calcistiche, quello che non succede ovviamente in Serie B, però perché in Serie B gli introiti poi vengono da altri ambiti, però insomma quindi puntare sui giovani è il futuro di queste società che militano in Serie C. Assolutamente, il futuro deve essere dei giovani, se no il calcio va a finire un po'. Voglio riallacciare un attimo a quello che ha detto Attilio, il fatto di Cacia. Daniele lo conosco abbastanza bene, secondo me potrebbe veramente decidere di andare a giocare a Catanzaro, ma per un semplice motivo: lui è di là, è di Catanzaro, quindi dopo tanti anni che è stato su al nord, ha giocato in tante squadre, tornare a casa e fare un bel campionato a casa sarebbe bello per lui. Poi i giovani secondo me devono essere importanti in questi campionati, perché se no è un peccato veramente. Io vedo in Inghilterra squadre come Arsenal, Manchester e via dicendo, fanno giocare ragazzi di 17 anni, giocano ragazzi di 17 anni, e noi in Italia facciamo giocare un ragazzo di 17 anni. Ancora il 96 viene esatto, giovane, sì, esatto, però parti un veterano. Esatto, come infatti questo cioè, la differenza fra noi e l'estero è questa qui, cioè dobbiamo dare fiducia anche a un ragazzo, pure se sbaglia qualche partita ci sta. È un problema di mentalità. Dovremmo avere in collegamento telefonico Gianfranco Cicchetti, agente dei calciatori. Buon pomeriggio. No, purtroppo è caduto anche falso allarme ci sta, siamo in fase di mercato. Andrea ha spento il telefono. Il mio telefono è spento, vibra. Per fortuna. Il telefono di Andrea è spento. Per completare il discorso, magari aprendo la questione nazionale, sul Milan, un calabrese, Massimiliano Mirabelli, oggi ha salutato in maniera definitiva, e sarà rivoluzione totale al Milan. Sono in arrivo anche i nuovi segretari, saluteranno anche Mangiarano e Pino Soriano. Purtroppo una Calabria che non è riuscita, ahimè, ad imporsi con il cambio di proprietà. Sarà rivoluzione anche nei quadri dirigenziali. In arrivo come amministratore delegato ad interim Umberto Gandini, che si prepara quindi a tornare come team manager. Il discorso relativo a Riccardo Cacà è un nome in grande attualità. Come direttore tecnico è già operativo da almeno un mese Leonardo, che potrebbe essere affiancato da un'altra figura, individuato in Ariedo Braida, che è un profilo che piace a tutti. Quindi il Milan che torna ai milanisti, un Milan che rivoluzionerà tutto. Per le scelte di mercato, Morata ad oggi resta il profilo più importante, una trattativa che Mirabelli stava per chiudere, resta un nome in agenda, ma i contatti con Gonzalo Higuaín proseguono, soprattutto perché in questo senso il Chelsea sta valutando effettivamente se compiere questo investimento. Per la panchina, chiudendo il cerchio sul Milan, Rino Gattuso non è saldissimo, adesso è un uomo solo al comando, è stato contattato Antonio Conte che ha bisogno di tempo, quindi il Milan sta pensando di cambiare tecnico ora. Attenzione, perché realmente può succedere di tutto.
con la Juventus che si è informata su Romagnoli, con Bonucci che si è proposto nuovamente alla Juventus e con il Milan che ha puntato Caldara, quindi sta nascendo un asse di mercato a sorpresa tra Juventus e Milan. Forse non c'erano mai state, Andrea, tutti questi botti di mercato come in quest'ultimo periodo, perché vediamo insomma il ritorno di Bonucci che potrebbe arrivare insomma alla Juventus, lo stesso Pogba che pare si sia riproposto, ovviamente si parla di cedere Higuain perché sennò altrimenti non si potrà procedere altrimenti. E poi insomma, però una squadra che vedo un pochino così sotto traccia è il Napoli. Il Napoli, diciamo, ha il direttore sportivo Giuntoli che è una persona che conosco benissimo ed è un professionista importante. Solo che lì poi le scelte stanno tutte al presidente De Laurentiis che... Lì è veramente un uomo solo al comando. Sì, è un uomo solo al comando perché tutte le scelte passano da lui. Quando il direttore sportivo non ha margini di manovra, secondo me è qualcosa di veramente frustrante. Sì, perché alla fine Giuntoli si muove benissimo sul mercato in quanto è un operatore importante sia a livello nazionale che internazionale. Però ripeto, poi alla fine il nome del giocatore che si vuole prendere va sulla scrivania di De Laurentiis ed è lui che prende la decisione finale. Lui vuole chiudere col botto perché ogni anno promette un qualcosa di importante ai suoi tifosi. Lo farà sicuramente perché ha sia la forza economica che la possibilità di farlo. Sta aspettando secondo me soltanto il momento giusto per far sì che il nome che farà lui potrebbe essere anche uno papabile tra Benzema o qualcun altro che è già negli occhi di De Laurentiis potrebbe essere un buon giocatore, anche se Ancelotti sta studiando bene la sua formazione, sta studiando bene anche Milik e Insigne che tipo di gioco fanno e quindi la tipologia più giusta da proporre a questo modulo che propone Ancelotti, anche perché è stato lui il numero uno del Napoli che vuole prendere decisioni finali sui giocatori che vengono comprati. È stato questo il patto fatto nel momento della firma del contratto e penso che De Laurentiis non si può tirare indietro. No, assolutamente, ma possiamo affermare con estrema certezza che la strategia di mercato del Napoli sta cambiando. La linea guida era quella di prendere un grande nome in attacco su indicazione di Carlo Ancelotti, quindi il nome di Benzema che ha chiuso praticamente a tutte le porte in Italia offendendo De Laurentiis, offendendo lo stesso Milan. Cavani era un nome caldo, ma ripeto, in questo momento il Napoli sta pensando di cambiare idee sul mercato. Quindi attenzione. A Mario invece volevo chiedere di questa controffensiva fra Juve e Inter, da Messi, da Cristiano Ronaldo a Messi, addirittura oggi Tutto Sport fa questo nome, mi sembra un attimino fantamercato adesso. Secondo me lo dicevamo anche con Cristiano Ronaldo. No, ma tutto è nato da una battuta di Tronchetti Provera che diceva perché non rispondere a Cristiano Ronaldo con Messi. Esatto, ma secondo me la Juve adesso fa paura nel senso che ha dimostrato di prendere un grandissimo giocatore, nonché un'azienda ha preso, perché Ronaldo oltre ad essere un grande giocatore è un'azienda. Porta con sé sponsor quindi e tutti vedendo la Juve anche il Milan secondo me si è mosso in questo senso qua, perché dice se la Juve può fare un'operazione del genere perché noi non possiamo farla con Elliott, però stiamo parlando, con quello che si è subentrato adesso. Quelli di prima era un po' difficile, però dietro con Attilio abbiamo parlato, secondo me tutto dietro il Berlusconi non è mai andato via. Ecco, questa è una delle bombe. Di fatto un retroscena sul Milan, Mirabelli aveva chiuso l'affare Badeli, bloccandolo e stava chiudendo Morata che resta in lista per il Milan. Ribadiamo il concetto di una notizia che abbiamo dato in apertura: al Cosenza è stato proposto il difensore classe 86 che può giocare anche da mediano, Jonathan Vieira Pereira, un profilo che il Cosenza valuterà con attenzione. Su questo calciatore ci sono sia Benevento che anche Spezia. Attilio, un'ultima domanda proprio che riguarda il calciomercato della Roma, insomma molte polemiche nelle ultime ore, contrattative che insomma sembrano chiuse poi. Diciamo che gli agenti di Malcolm promettono troppo spesso ed illudono tifosi. È capitato con l'Inter, con cui c'era un accordo di massima, è capitato con la Roma. Malcolm ieri doveva atterrare alle 23 con la mamma che era praticamente giunta, aveva preso un aereo dal Brasile che avrebbe dovuto portarla a Roma, poi il Bordeaux ha bloccato tutto, gli agenti promettevano alla Roma estrema fedeltà. Questa mattina il Barcellona ha trovato l'intesa sia col Bordeaux per un'operazione da 41 milioni di euro, sia con il calciatore che guadagnerà uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione
quindi un'operazione complessiva da più di 100 milioni di euro per strappare Malcolm alla concorrenza italiana. Ma sono storie del mercato, storie di scorrettezze che purtroppo mi fanno parte del gioco. Andrea, una volta erano le mogli a decidere le destinazioni dei mariti, adesso sono le mamme. Sì, diciamo che con Cristiano Ronaldo è stata la mamma che ha dato il suo assenso a far sì che si facesse questa operazione. Una volta hai detto bene, erano le mogli che decidevano. Mi ricordo Zidane. Sì, Zidane. Sentiamo la sigla in sottofondo. Grazie ad Andrea Leone, procuratore sportivo, grazie a Mario Lacanna, grazie ad Arzilio, che ritroviamo domani. Arrivederci e grazie, a domani. Pega tu cintura, esa es la cura. Quiero ver tu cuerpo, que guay. No te detengo, te dejo bailar. Te digo, pégate, bésame. Te digo, bésame otra vez. Bésame. Quiero besar tu cuello otra vez. Ahí hace mucho calor. Quítate la ropa, no te digo no. Ahí, y yo pierdo el control. Quiero una aventura así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Dentro il locale sta in mezzo la mischia, vuoi solo quello, poi hasta la vista. Di questa notte è la protagonista. Io scrivo versi ma sei tu l'artista. Solo una notte di pura passione, non serve affatto che faccio pressione, visto che questa è anche la tua missione. Confidi che adori la sottomissione. Bimba, dammi questo bacio che sei linda. Non mi tiro indietro, non faccio per finta, visto che da un'ora vuoi slacciare questa cinta. Non pensare che soltanto con lo sguardo resti incinta. Seguimi nel posto più nascosto del locale, dove non si vede neanche il gruppo musicale. Se non ti chiamo più non ti sentire presa male. Solo per questa sera tutto vale, tutto vale. Scriveremo nuove pagine, per sempre starci te. Mi fissi come con il fermo immagine, e questa sera sarà bella se baci me. Te digo bésame, bésame. Te digo bésame otra vez. Baciami senza legami pure se domani saremo lontani. Bésame, quiero besar tu cuello otra vez. E se non tornerò domani, vivi il presente senza troppi piani. Bésame, hace mucho calor. Te digo bésame la ropa, no te digo no. Ahí, bésame, quiero besar, quiero una aventura así, la quiero sin amor. Bésame, te digo bésame otra vez. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!